We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno cari amici, buon inizio settimana a tutti. Chi stava seguendo lo Zio Luciano, visto che prima mi sono intrufolata in cabina di regia, perché giustamente bisogna mettersi d'accordo per le nostre puntate. Allora vi presento di nuovo, per chi si è collegato ora, la nostra prima ospite di oggi. Lei è la giornalista e scrittrice Cristina Sartori. Oggi mi impapero, sarà l'emozione di averti qua Cristina. Troppo buona. Tutte queste R, la Cristina Sartori, che tra l'altro è anche un volto noto per gli amici di Telechiara, vero Cristina? Perché hai lavorato qui giusto Sì. fino a poco tempo fa. Beh, oddio, fino a qualche anno fa, Qualche però anno fa, sì, ho dai. lavorato un po' di anni qui a Telechiara. Bene, E devo quindi- dire che mi è piaciuto moltissimo. Ecco, sei un po' ritornata all'ovile oggi, in veste però appunto di nostra ospite, perché presenti un libro veramente toccante, lo mostro subito la copertina, eccola qui, dedicata alla grande figura di padre Placido Cortese, vero? Un eroe, un martire Sì. che insomma vale la pena ovviamente ricordare. Nella seconda guerra mondiale, a cavallo della seconda guerra mondiale, ha salvato moltissime vite, è stato torturato e ucciso, vero Cristina? Sì. Anche con un alone se vogliamo di mistero, però di sicuro il suo martirio, il suo sacrificio è noto e vale appunto la pena ricordarlo anche rileggendo questo libro così molto coinvolgente che hai scritto. Sì, padre Placido è stato rapito con l'inganno l'8 ottobre del 1944, attirato appunto fuori dalla Basilica di Sant'Antonio di Padova, che all'epoca, lo ricordiamo, godeva di extraterritorialità vaticana, quindi lui lì era al sicuro e sapeva che era da molti mesi che lo cercava la SS e la Gestapo, però non riuscivano ad entrare in Basilica. Un traditore, una persona di cui lui si fidava, lo attirò fuori, erano le 13:35 di quella domenica 8 ottobre 1944, fu caricato in macchina e di lui non si seppe più nulla dal 1944 fino al 1995, quando una testimone sopravvissuta ai lager, durante un incontro appunto di sopravvissuti, si parlava di padre Placido, si riteneva fosse stato portato in campo di concentramento in Germania e lì ucciso. E lei invece testimoniò per la prima volta, era il 19 aprile del 1995, questa persona si chiamava Adele Lapani e non è più con noi dal 2007, e disse che lei era a Trieste nel bunker di Piazza Oberdan e che padre Placido era rinchiuso e veniva torturato giorno e notte affinché confessasse i nomi delle persone che lo aiutavano a far scappare tutte queste persone, erano ebrei, erano ex prigionieri alleati, erano antifascisti. E lui quei nomi non li fece mai, No, vero? lui non parlò mai, infatti anche nel carcere si vociferava della tenacia con cui gli aguzzini si accanivano contro di lui e del silenzio di padre Placido Cortese. E infatti abbiamo intitolato appunto l'intervista di oggi Padre Placido Cortese, la sua vita dono del silenzio. Infatti. Perché questo è davvero il dono, il suo silenzio ha salvato tantissime vite, Sì. la sua determinazione e la sua anche grande fede, perché credo che per superare dei momenti così davanti agli aguzzini solo la fede e la tua grandissima onestà possono fare la differenza, cioè di figure così oggi non ce ne sono più, Beh, probabilmente diciamo che è sono fortunatamente i difficile. tempi forse sono diversi rispetto a quegli anni in cui Speriamo, Padova speriamo che era... la storia insegni, però eh. purtroppo insomma vediamo che la certezza non c'è mai. Padova in quegli anni era davvero in preda a una guerra civile, per cui era pericolosissimo, l'opera che lui svolgeva era davvero pericolosa e anche le persone che lo aiutavano, che erano studentesse, erano giovani, ragazze, giovani donne che lavoravano, la maggioranza erano donne e rischiavano davvero la vita, per cui lui sapeva che con questo silenzio avrebbe protetto chi doveva far scappare, protetto chi lo aiutava e addirittura il silenzio lo mantenne nell'ultimo anno in particolare, quindi in quel 44, lo mantenne anche all'interno delle mura del convento, non parlava con i suoi confratelli di cosa faceva, apposta per preservare Per anche loro nel proteggere anche silenzio. loro. Paradossalmente questo silenzio che dalla sua scomparsa ha avvolto la sua figura per 50 anni, quindi la sua vita è stata declinata in molti silenzi.
Ecco, questo è anche suggestivo, se vogliamo, in effetti, no? Un giornalista, perché ricordiamo che Era era stato giornalista, sì. anche direttore del Messaggero di Sant'Antonio, di cui tu, posso dire, no, segui Sì, anche l'ufficio stampa, quindi certo. poi mi spiegherai come hai avuto anche l'intuizione e il desiderio di dedicare questo bel libro a Padre Placido. Però, prima appunto di svelare ancora un po' di retroscena di quello che ti ha spinto, insomma, anche a dedicarti a una figura così importante, ci vediamo un bel servizio della nostra Paola Sartore, no? Che ti aveva Sì. appunto intervistato proprio in merito alla stesura, alla scrittura di questo libro, e poi torniamo qui con te a chiacchierare di fronte al nostro caffè. Vai col servizio. Questo è il sagrato della Basilica del Santo e probabilmente era una giornata così un po' umida, un po' nebbiosa, quell'8 ottobre del 1944, quando padre Placido Cortese lo attraversò, come era abituato a fare un po' tutti i giorni, visto che era frate proprio della Basilica, lo attraversò, uscì da questo sagrato. E quando fu fuori dal territorio vaticano venne prelevato, probabilmente perché tradito, e portato via. E padre Placido Cortese scomparve in questa cortina densa e fitta come quella della nebbia. Padre Placido Cortese finì inghiottito nel buco nero delle persecuzioni naziste, rapito, torturato ed ucciso perché si oppose, nel nome di una carità molto concreta, alla logica abietta dell'Olocausto. Oggi la memoria di quel frate gentile è divenuta un nuovo libro che la giornalista Cristina Sartori ha pubblicato per le edizioni Messaggero Padova. Un volume agile e garbato come fu il frate che l'autrice conobbe attraverso i ricordi dei suoi collaboratori quando iniziò il suo lavoro all'interno del Messaggero. Via via nel tempo ho sempre seguito questa figura, parlando con queste persone particolarissime che ricordavano questi anni terribili che per noi possono essere davvero solo un racconto, e da lì mi è venuta l'idea di recuperare la vita di Padre Cortese, anche perché è una figura meritevolissima ma purtroppo poco conosciuta, lasciando parlare proprio queste persone con le quali ho avuto l'onore davvero di condividere dei ricordi preziosissimi. Quando padre Placido Cortese morì aveva soltanto 37 anni, troppo pochi per un progetto di vita pienamente compiuto, ma sufficienti per dare a vite altre l'opportunità di continuare, nonostante l'odio che cercava di stroncarle. Lui a 37 anni ha veramente dato un compimento alla sua, con un altruismo incredibile, e era giornalista, quindi di sicuro c'era anche un'affinità professionale. Era tanto giovane e davvero mi ha affascinato la generosità con la quale è stato pronto ad aiutare chiunque in quegli anni che a Padova erano difficilissimi, sono stati credo tra i più atroci di guerra davvero civile nella città di Padova, specialmente dopo l'8 settembre del 43, e il fatto che lui, da quello che mi hanno raccontato i testimoni, in particolare l'ultima persona che l'ha visto vivo nel bunker di Piazza Oberdan a Trieste e che ha testimoniato su quali erano le sue gravissime condizioni a seguito delle torture, nonostante tutto la sua lezione è stata taci e prega, quindi silenzio e preghiera, una cosa che a 37 anni adesso fa pensare, insomma. Il piccolo volume dedicato a padre Placido ed inserito nella collana I testimoni è una riuscita sintesi tra rigorosa adesione alla storia di quello scampolo di guerra divenuto per Padova amplificatore dell'orrore e affettuoso registro di emozioni e di ricordi che per mezzo secolo furono custoditi con pudore nel cuore di chi fu rete di carità nelle mani di padre Placido. Collaboratori ed amici che gli permisero di salvare in 2 anni appena centinaia di ebrei, ex prigionieri alleati ed antifascisti, prima che il giovane frate finisse con l'essere fagocitato ed annientato da quell'odio cieco che aveva combattuto con tutte le sue forze. Voci sempre più rare che nel libro di Cristina Sartori diventano protagoniste della storia. Infatti quando ho raccolto queste testimonianze telefoniche con Majda Mazovic che vive a Lubiana, che ha 92 anni, con Ivo Gregorc che vive a Ginevra, che anche lui è sulla novantina, con Lidia Martini, chi appunto è di Padova conosce le sorelle Martini, Lidia compie 90 anni adesso, Carla Liliana anche lei è su quell'età, quando ho avuto modo di parlare con loro e sentirmi raccontare come loro avevano vissuto in una quotidianità per loro semplicissima e naturalissima, avvenimenti che per noi, torno a dire, sono inimmaginabili, mi sono messa nelle loro scarpe e quindi, immodestamente lo dico, ho cercato di immaginare come avrei reagito io in quella situazione, quindi ho un pochino, torno a dire con immodestia,
cercato di rivivere quegli atteggiamenti, quel vivere di tutti i giorni che era un vivere davvero terribile per chi ha avuto, chi ha sperimentato quei 2 anni di occupazione tedesca a Padova. E ovviamente questo mi ha colpito perché un conto è leggere la storia nei libri, un conto è sentirsela raccontare da chi l'ha vissuta, e sono voci sempre più rare, sempre più preziose perché l'età è importante per tutti loro. E per dire, Franca Menegon, che è una signora molto in gamba, per la prima volta ha raccontato a me che lei era una staffetta di Padre Placido, perché quando le ho chiesto: ma Franca, perché non hai raccontato mai questa storia? E lei mi ha detto: perché nessuno me l'ha chiesta. Per cui sono anche ricordi avvolti da un pudore che era quello di raccontare cose che erano ritenute incredibili all'epoca, perché non essendoci televisione, radio o immagini, quello che succedeva al di là delle Alpi nei campi di concentramento era ritenuto impossibile da accadere. E quello che hanno trovato gli americani il 27 gennaio ad Auschwitz invece ovviamente confermava una realtà molto diversa e ben più tragica. Un libro che è dunque spaccato di una storia incisa nel cuore di chi la visse in prima persona e che oggi si propone soprattutto ai più giovani come umile lezione di vita, alla scoperta di quel giovane Placido Cortese che si fece martire nel nome della carità e del suo profondo amore per l'uomo. Ecco, abbiamo visto questo bellissimo servizio di Paola Sartore. Davvero a me viene la pelle d'oca, Cristina, quando sento di queste figure con questo spirito di abnegazione, questo martire del silenzio, così, cioè, davvero, Sì, sì. sono colpita e sicuramente incuriosita dalla lettura del tuo libro, e mi viene da chiederti come hai vissuto tu personalmente, cioè quando ci si immerge in queste vite così assolute, comunque, che diventano in qualche modo immortali, no? Al di là appunto del dramma, sono immortalate dal loro eroismo. Come si fa a calarsi così nella vita di queste persone? Ma parlando di Padre Placido, ho avuto il piacere di incontrare la sua figura la prima volta proprio per motivi lavorativi, perché uscì un libro di Padre Apollonio Totoli, che è il suo biografo ufficiale. Il libro di Padre Apollonio, lo dico volentieri, se non ci fosse stato quel libro io ovviamente non avrei potuto neanche lontanamente pensare di scrivere questo. Ti ha fatto un Quindi po' a da Padre apripista. Apollonio davvero si deve tutto, perché è la persona che in assoluto ha raccolto più informazioni su Padre Placido, incaricato da Padre Vitale Bommarco, che all'epoca appunto era ministro provinciale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, per preparare la posizio per la causa di canonizzazione che ricordiamo in corso dal 2002. Quindi ho incontrato padre Apollonio Totoli, ho cominciato a leggere di questa figura e pensavo, il Messaggero di Sant'Antonio, per chi lo conosce, è un fabbricato appunto vicino all'Orto Botanico, che fu ampliato proprio durante la direzione di Padre Placido tra il 37 e il 43. Io ho pensato che camminavo negli stessi corridoi dove camminava lui, ed entravo abitualmente nel mio lavoro dove lui lavorava. Cioè respiravi quasi nell'aria la sua Esatto, e già presenza. questo mi aveva molto colpita, tanto è vero che negli anni in più di qualche occasione si seguì un pochino la vicenda di Padre Cortese. E poi ebbi la fortuna in questi anni sempre di parlare con queste fantastiche persone, alcune sono con noi, alcune non ci sono più. Certo, tutti più o meno Eh novantenni, sì, fai no? conto che erano ragazze o studentesse all'epoca, stiamo parlando degli anni tra il 42 e il 44, e, e sentirsi raccontare quello che appunto, come dicevo nel servizio, per noi è storia che uno legge, sono cose che ti vengono riferite dai libri o dai giornali o dagli articoli. Sentirselo raccontare da chi invece aveva visto, e con la loro voce, con le loro emozioni, a volte con la voce che si incrinava, devo dire la verità, mi è venuta la pelle d'oca, in particolare parlando con Ivo Gregorc, che è probabilmente l'ultima persona che l'ha visto vivo. Ivo più o meno ha un'età importante, anche lui vive a Ginevra, aveva 19 anni all'epoca, e era nel carcere anche lui di Piazza Oberdan, e un giorno durante un interrogatorio si rese conto in questa saletta dove l'avevano lasciato che c'era un'altra persona con lui, e riconobbe da questo saio incrostato di sangue Padre Placido. E lui l'aveva conosciuto perché guidava l'auto della Croce Bianca slovena, in quegli anni a Padova erano pochissimi, scusate, che guidavano la macchina, e accompagnava delle persone in convento che probabilmente avevano a che fare con questa catena di solidarietà attivata e spronata da Padre Placido. E quindi gliel'avevano presentato. Quando ha cercato di chiedergli
ha detto intanto dà una descrizione terribile della condizione in cui era per le torture. Proprio fisica, Sì. certo, poi l'abbiamo visto così minuto, Sì, con era un quest'aria omino, così era tra l'altro innocente. claudicante dalla nascita, era un omino di piccola statura, aveva degli occhi Mm. azzurrissimi. Chi lo ha conosciuto mi ha detto che quando sorrideva davvero si illuminavano gli occhi, Ecco, sì, io diventavano come intravedo il da cielo, queste sì. foto comunque davvero un viso beato, Sì, nonostante tutto quello sì. che ha vissuto. E quindi quando lo ha cercato di parlargli, gli ha chiesto padre si ricorda di me, e padre Placido ha detto che faceva fatica a muoversi, gli ha detto sì, mi ricordo, sei Ivo, gli ha detto. E allora gli ha chiesto padre Ecco, ma vediamo cos'è il viso. successo? Ecco, quelli erano appunto i gabbiotti dove erano rinchiusi nel bunker di Piazza Oberdan. E gli ha chiesto cosa è successo, padre cosa le hanno fatto, come sta, e lui ha dato un'ulteriore grande lezione, anche declinando questo silenzio di cui parlavamo prima. Ha detto Ivo, taci e prega. E sono probabilmente le ultime parole che ha detto, perché poi Ivo mi ha raccontato che lui dopo fu mandato in campo di concentramento, vide moltissime persone morire, ha detto da come l'ho visto, probabilmente non aveva molti giorni di vita. Mamma mia, che testimonianza. In Sì. qualche modo, Cristina, forse hai sentito di spezzare quel silenzio che ha aleggiato per anni intorno alla sua morte e alla fine che ha fatto così torturato, martirizzato. È una storia che purtroppo è una storia padovana, ce ne sono sicuramente tantissime in ogni città d'Italia durante quei 2 anni di storie così. E lui è conosciuto anche come il Perlasca col saio perché Padova appunto Ha avuto ebbe anche la Giorgio fortuna di avere anche Perlasca, Giorgio certo. Perlasca. E quindi sì, sono una di quelle storie padovane che però bisognerebbe, e stiamo cercando un pochino, insomma io col mio piccolo contributo però torno a dire la causa di canonizzazione è in corso, Certo, padre dal Tottoli sta 2002, ancora vero? raccogliendo materiale da mandare appunto a Roma per la Posizia, la Congregazione delle Cause dei Martiri e dei Santi, e è una storia che è bene che torni alla memoria, proprio per le vite che ha salvato, perché si pensa che solo le sorelle Martini, in circa 2 anni che l'hanno aiutato, hanno fatto un conto di aver aiutato a scappare 300 persone. E le sorelle Martini erano un ingranaggio di tanti altri ingranaggi, Quindi c'era quindi una rete comunque di una rete che ha fatto solidarietà. veramente, ha significato la differenza tra la vita e la morte per centinaia di persone. Ma queste, per esempio, le sorelle Martini sono ancora vive? Sì, O, sì, vero, loro sì, sì. sì, sì, sì. Allora Volevo chiederti Lidia, appunto dei Lidia testimoni, è no? fantastica, Ricordando. Lidia, Carla Liliana, Renata, Teresa sono ancora viventi e tra l'altro Lidia ancora, nonostante l'età importante, va nelle scuole Quindi sempre una grande sì. testimonianza, no? Anche per i giovani. Esatto, perché lei appunto, me lo diceva anche tu Lia Zevi, che l'impegno più forte è quello di lasciare ai posteri un ricordo, quindi di fare in modo che le generazioni che vengono non Sì, dimentichino. perché sono gli ultimi testimoni, questo va Esatto, detto, vero? sì, Cioè, come diceva Primo Levi, l'importante è che appunto si continui a parlare di sì, tutto questo quando i testimoni che hanno visto con gli occhi e vissuto sulla loro pelle questa tragedia non ci saranno più per un dato anagrafico, quindi esatto. E le questo. sorelle Martini a Padova appunto erano conosciutissime, tutti sanno che cosa hanno fatto per aiutare padre Placido. E, Carla Liliana furono tradite, furono arrestate anche loro, Carla Liliana appunto andò in campo di Ma come concentramento. mai non furono uccise, per esempio, loro? E Non si il buon sa. Dio forse è guardato giù. Tra l'altro Carla Liliana con la sorella Teresa furono arrestate il 13 marzo del 44, quindi prima che scomparisse padre Cortese, e riuscirono a tornare fortunosamente dopo essere scappate, dopo l'aprile del 45 dal campo di concentramento dove erano. Ci misero 2 mesi, arrivarono a Padova a giugno di quell'anno e la prima cosa che fecero, ancora prima, scese da questo camion con gli indumenti da prigioniere, con degli zoccoli che Carla Liliana ebbe come unica calzatura per 2 anni, andarono in Basilica a cercare padre Placido perché non sapevano che lui era stato a sua volta rapito ed era morto. E hanno avuto probabilmente, sì, il Più buon Dio che ha fortuna. guardato giù, sì, Certo, come loro, anche altri come testimoni che loro. sei riuscita appunto a sentire e intervistare per poi dar vita a questo libro, Sì, vero? beh, appunto Ivo Gregorc, anche lui è stato in campo di concentramento, è riuscito a tornare. Adele Lapani era stata arrestata, fece qualche settimana di prigionia e poi fu rilasciata perché era il fidanzato che all'epoca collaborava con padre Placido, lei non lo conosceva. Però fu la persona che, come dicevamo in prima, fu la persona grazie alla quale si squarciò questo velo di oblio dalla sua figura.
E poi Franca tutti a Menegon, Padova? no, Adele no, era di Lubiana e appunto è mancata. Majda Mazovic, che ha un'età importante, vive a Lubiana anche lei. Quindi sei Ivo andata di Gregors, là no, a Lubiana? fortunatamente il Ah, telefono, col telefono hai col risolto. telefono, delle lunghissime chiacchierate telefoniche con queste persone meravigliose. Poi appunto Delfina Borgato, che vive ancora a Verona, poi Franca Menegon, che vive a Padova, e Franca, che ho conosciuto per una di quelle meravigliose coincidenze che spesso la sorte ti regala. Ha raccontato a me che era una staffetta di Padre Placido, aveva 16 anni e fece da staffetta accompagnando le persone che che le venivano segnalate fino alla stazione di Padova, ad alcuni punti concordati in città, fino a che non dovette scappare sfollata a Montegalda con la famiglia, però per un paio d'anni le domeniche aveva un turno per cui accompagnava, si faceva trovare in un punto, si faceva seguire da queste Ma come persone. diventavano staffette anche queste giovani? Perché a 16 anni comunque sei ancora una ragazzina. Sì, però bisogna dire che i tempi erano diversi, Si probabilmente era si più doveva adulti. crescere più in fretta. E Franca andava a confessarsi spesso in basilica e Padre Placido, a quanto lei mi dice, un giorno le fece capire che se lei era disponibile ad aiutarlo, però le disse anche: mi raccomando, chiedi a casa perché può essere una cosa pericolosa. Quindi lui cercava comunque proseliti, cioè aveva ovviamente bisogno di un aiuto, no? Sì, Per anche riuscire se tutelava a moltissimo, come dicevamo prima, tutelava moltissimo queste persone, cercava di non farsi vedere che gli parlava direttamente, perché poi temeva che vedendole magari insieme a lui c'erano potessero, spie un po' certo. dappertutto, specialmente dopo l'8 settembre del 43. Una delle frasi che si diceva è che anche i muri hanno orecchie, insomma, quindi. E lui incontrò appunto Franca, la quale gli diede il suo appoggio, lei chiese a casa e i genitori, insomma, gli dissero, erano antifascisti, per cui gli dissero: se te la senti fai Crediamo molta anche noi in questa attenzione. Diciamo causa. che tutte queste persone, quando gli ho chiesto perché l'avete fatto, intanto ognuna di queste persone non ha mai pensato di aver fatto un eroismo, anzi, Sembrava la cosa semplicemente mi hanno detto, giusta, esatto, era la era la cosa cosa giusta giusta. da fare. Quindi davvero io lo chiamo l'eroismo che calza scarpe comuni e che cammina nelle strade di tutti, però per una causa di giustizia sostanzialmente era giusto farlo, era giusto così. Certo, sicuramente anche padre Placido Cortese non pensava di poter fare diversamente, no? Come Sì, dicevi. credo si è trovato anche lui un po' coinvolto nell'inizio del 42, aiutando i prigionieri del campo di prigionia di Chiesa Nuova, qui alle porte di Padova, su insistenza di Majda Mazovic, che all'epoca era studentessa di medicina, studiava a Padova, e che appunto, essendo lei di Lubiana, aveva la necessità di far entrare nel campo di prigionia materiali che riusciva a portare: vestiario, cibo, a volte le lettere dei cari, qualche soldo, insomma, che lei riusciva a portare da Lubiana a Padova, ma non riusciva ad entrare nel campo di prigionia. E Padre Placido cominciò così questa sua missione di assistenza intanto agli internati del campo di prigionia di Chiesa Nuova, e poi via via la sua missione cambiò Umanitaria, esatto, e lui si trovò sicuramente. ad essere davvero uno dei perni fondanti del FRAMA, del movimento appunto Franceschini Marchesi, che a Padova salvò davvero centinaia di persone in quegli anni. Bene, io sono felice comunque con questo anche il mio piccolo contributo, Grazie, avendoti scherzi. ospitata, di aver tolto un po' di velo, no, da questo oblio che grazie a questo libro insomma, verrà un po' eliminato da questa grandissima figura di padre Placido Cortese. Ricordiamo, Cristina, che c'è anche l'audiolibro, vero? C'è anche Sì. la versione per non vedenti e ipovedenti, lo mostro, quindi hai il libro in versione ovviamente DVD, CD. CD, è CD. letta dalla mia voce. Bene, quindi sei anche lettrice Sì, ovviamente. l'ho letto perché qui ci tengo a dirlo, il Messaggero di Sant'Antonio ha moltissime iniziative per persone non vedenti o ipovedenti, e Sabrina Baldin, che è una carissima collega che lavora con me, segue appunto gli audiolibri e ci teneva tantissimo. Abbiamo fatto questo esperimento del libro, anziché letto con la voce del computer, con la voce di una persona, cioè la Bene, mia. uno strumento in più Sì. importante. Ricordiamo, perché sono davvero agli sgoccioli, che presenterai il libro, appunto Padre Placido Cortese, all'Ordine dei giornalisti del Veneto, ovvero nella sede Sì, di dell'Ordine, Venezia. martedì 15 marzo alle ore 11, quindi un altro momento importante anche per presentarlo ai colleghi della stampa. Ai colleghi della stampa e a chiunque abbia voglia di venire. Ci sarà padre Apollonio Totoli, che è appunto il biografo ufficiale, e Ivo Jevnikar, che è un giornalista, un collega della RAI Slovena, che si è interessato tantissimo sulla figura di padre Placido. Bene, allora io ti faccio un grande in bocca al Grazie, lupo anche per grazie questa mille. presentazione, che ricordo è aperta a tutti, quindi chi volesse curiosare, conoscere più da vicino la storia di padre Placido Cortese si può recare all'Ordine dei giornalisti del Veneto, è la sede di Venezia, Sì, in vero? Campo San Campo Polo. San Polo, perfetto. Allora io ti ringrazio, cara Grazie Damiana. Cristina, sono costretta purtroppo a interrompere questa
questa piacevole conversazione per lanciare la pubblicità. Ti saluto e invito i nostri amici a rimanere qui perché tra pochissimo sarà qui con noi il grande maestro Claudio Scimone, direttore dei Solisti Veneti. A tra poco. Cari amici, eccoci di nuovo in diretta, stavo sorridendo perché sono felice che mi abbia già raggiunto il grande maestro Claudio Scimone, ve l'ho anticipato prima, eccolo qui e mi stava già insomma un po' raccontando dei suoi tantissimi impegni, gli chiedevo come fa, giustamente ha detto sono contento di averli, vero, piuttosto che non averne maestro. Sì, che maestro sarei se non avessi impegni. È vero, comunque è bravissimo perché come una libellula gira da una parte all'altra a portare questa musica straordinaria, no? Di cui... Ci siamo salvati per caso, per una grossa fortuna, per cui ho portato anche un cielo a Sant'Antonio dall'essere al Cairo il giorno dell'esplosione dei disordini, perché avremmo dovuto esserci. Per fortuna il giorno prima c'è stata la grossa visaglia col coprifuoco, così abbiamo potuto non partire, se no ci saremmo trovati in mezzo a una situazione molto difficile, decisamente. sì, infernale. Vabbè, ha provveduto allora Sant'Antonio, davvero il cielo sì. più che meritato, perché se no, insomma, credo che qualche perché problema... è stata questione di poche ore, perché se il concerto fosse stato il giorno prima partivamo, andavamo a finire quelli pochi che sono partiti, si sono trovati poi Mamma mia. in difficoltà, i pochi italiani sono visto i trovati in grosse telegiornali difficoltà per tornare. enormi. In compenso poi siamo stati in Armenia dove abbiamo trovato una situazione idilliaca, cioè questo paese tanto sacrificato, però è un paese molto bello, con della gente stupenda. L'abbiamo apprezzato un po' dalle pagine della grande scrittrice armena padovana di Antonia Aslan, sì. che ho avuto anche il piacere di intervistare, quindi diciamo che ha un po' sdoganato anche la storia di questa Armenia. Sì, Così, molto amica dell'Italia poi, certo. però è un paese relativamente isolato, nel senso che... Beh, con lei vedi, si può parlare veramente di tutto, però in realtà l'ho invitata per dare notizia di grandi, importanti concerti, vero, delle che ha in nostre attività cantiere. padovane. Intanto domani sera, il martedì 8 marzo, quindi festa della donna. Tradizionale festa della donna, facciamo il tradizionale concerto di primavera che è diventato il tradizionale sempre. Lei è un maestro della tradizione. Concerto dedicato alle donne, per cui eseguiremo musiche di compositrici femmine. Che già questa è una gran cosa, perché insomma a volte sono un po' trascurate anche di un uomo altri. che è Franz Liszt, di cui ricorre il 200° anniversario della nascita, quindi abbiamo colto questa occasione per aprire a Padova l'anno listiano, però il fondamentale lato del programma sono le musiche di 4 donne, sono bellissimi pezzi, fra l'altro molto appassionanti, e mettono in mostra come la donna quando cerca il carattere espressivo, cerca un carattere espressivo molto, molto evidente, la donna cerca l'effetto musicale, quindi per il pubblico sono anche pagine emozionanti. Diciamo sì, anche più piacevoli, perché sono pagine un po' più aggressive dal punto di vista proprio della bellezza, dell'estetica immediata. Però questo non la sapevo. Questo l'abbiamo sempre notato fin dal primo anno in cui abbiamo fatto tutta una serie di composizioni di donne di tutti i paesi. È da 5 anni, vero, che con successo portate avanti appunto questa tradizione. E quest'anno cominciamo con 2 donne del Settecento, una napoletana, Maria Teresa Agnesi Pignottini, che con una ouverture di un'opera, Ulisse in Campagna, molto brillante, e poi un'opera di una veneta, la leggendaria violinista Regina Strina Sacchi, allieva dell'ospedale del Pietà, quello in cui insegnava Vivaldi, la quale è stata apprezzata moltissimo da Mozart, che ha suonato con lei e le ha dedicato una sonata per violino, una sonata in si bemolle K434. E Strina Sacchi ha scritto un bellissimo concerto per violino, molto brillante, molto affascinante, diciamo come stile a metà strada fra il barocco e Mozart. Vivace anche, no? Fra l'altro questi giorni è saltata all'onore della cronaca padovana perché hanno scoperto un suo manoscritto nell'Arca del Santo, e la copia
di un concerto di Giovanni Cristiano Bach. A quell'epoca se un violinista voleva suonare dei pezzi si doveva copiare perché non eravamo ancora alla stampa moderna così Incredibile, che facile. belle queste Adesso figure, queste anche computer. rievocare queste grandi musiciste donne. Sì, poi abbiamo due compositrici viventi che saranno presenti, una compositrice serba, Agnes Niesic, di cui eseguiremo un pezzo per clarinetto e orchestra molto, molto vario, molto interessante, brillante anche questo. Qua l'esecutore sarà un uomo, Lorenzo Guzzoni, perché è un grandissimo clarinettista, Si difficile chiude un occhio sul fatto, vero, da che si ospita sostituire. l'uomo. Beh, ci vuole un grande interprete per questo pezzo, mentre invece per la Strina Sacchi sarà una donna, la nostra violinista padovana Chiara Parini, che è molto adatta a questo genere di musica, interpreta spesso concerti di donne venete. Quindi anche abituata. E poi abbiamo un adagio simpli largo si chiama, un semplice largo ma molto vario invece come effetti di contrasti di suono per archi. Ottiene molto suono l'orchestra d'archi di una compositrice milanese che si chiama Brusa. Le due compositrici saranno presenti e sarà presente, eccezionale onore, anche la fondatrice della fondazione Atkins Chiti, Donne in Musica, che ha collezionato ben 32.000 opere di compositrici donne, per cui ha fatto questo leggendario archivio dal quale si può, chi vuole eseguire opere di donne può, e che ci darà un messaggio. Cioè, e poi questo di Liszt archivio contiene 32.000 opere di donne sì, che si possono appunto consultare si possono eseguire. Insomma, Quindi, una cosa incredibile. Oltre a questo noi appunto chiuderemo la serata con un pezzo di Liszt, che è l'unico pezzo che ha scritto poi per pianoforte, orchestra da camera, orchestra d'archi per la precisione. È un titolo che purtroppo si adatta agli avvenimenti in questi giorni, si chiama Malédiction. Direi sì, un titolo però è ricco, attuale. il pezzo è così un contrasto fra un atteggiamento molto aggressivo, un atteggiamento di grande tenerezza di questo famoso, molto poetico compositore. Finisce con adesso un pezzo, una meravigliosa invocazione poetica che insomma è scritta da un grande interprete romantico e tocca veramente il cuore. Quindi è un programma molto bello, molto vario, anche se non ci sono i nomi che riempiono le sale, ma penso che grandi nomi, oramai, comunque interpreti femminili, no? Sì, ma poi sono grandi compositrici invece, sono musica bellissima e chi viene sentirà un'oretta, un po' più di un'ora di musica, sarà molto affascinato. Beh, detto da e lei penso davvero contento. che non ci siano dubbi, maestro, è un grandissimo direttore d'orchestra dei Solisti Veneti, No, insomma, più che altro anche è un sigillo di garanzia. anche i grandissimi direttori d'orchestra qualche volta eseguono musica noiosa, certo in questo caso no. In questo Lei caso garantisce che non sarà noiosa, garantisco maestro? che se la gente sarà contenta e si divertirà e uscirà Allegra e soddisfatta. soddisfatta. E comunque invito tutte le signore per omaggiare anche se stessi alla festa della donna. a solidarizzare, a vedere un attimo proprio come questo processo si trovi in un'introspezione sul modo di esprimersi La anche musica al musicalmente femminile, delle vero? donne, che effettivamente esiste questa cifra. Dopo 4-5 anni che facciamo questo concerto posso affermarlo con sicurezza ed è molto interessante, sarebbe interessante che uno psicologo ci Infatti facesse uno mi sta studio. dando un bello spunto, cioè c'è una differenza quasi scientifica tra il modo di fare musica, di musicare al femminile e quella maschile, c'è una differenza? Beh, in secondo effetti da questo punto di vista della composizione direi di sì, dal punto di vista dell'esecuzione forse meno, perché c'è diciamo, un interscambio Sì, certo. continuo, soprattutto nella musica d'insieme, per cui c'è una maggiore globalizzazione. Nell'esecuzione in sé magari la distinzione non è così netta, però L'esecuzione nel fare musica, nello scriverlo, nel nello comporla, scriverlo. c'è un riflesso del cervello femminile, del sentire femminile che si sa scientifico è diverso da quello maschile. Sì, No? anche perché si gioca su dei campioni più modesti come numero, quindi le cose sono più evidenti
Eh In sì, questo pochissime momento non si conosce compositrici molto musica di compositrici di donne, e vero? Sono quindi di poche. donne. Le uniche che veramente sono balzate un po' agli onori della cronaca recentemente sono le allieve degli ospedali veneziani, soprattutto la Maddalena Lombardini, la famosa allieva di Tartini, a cui lui ha dedicato la lettera sull'esecuzione. Ecco, Di però carattere molto nomi diverso sarà il concerto che diamo invece il 17 aprile, aprile vero? Ecco, quindi. a Allora, mi sono segnata qui il 17 aprile 17 aprile, alle vediamo ore dove l'ho messo, 17:30, sempre al sempre Pollini. all'Auditorium Pollini. Allora, il Pollini ricordiamo che è l'auditorium in via Cassana, vero, a Padova, Sì, quindi vicino a Via Altinate per chi è di queste parti di Padova, e si terrà allora sia il concerto di domani, quello dell'8 marzo per la festa della donna, sia il 17 aprile sempre all'Auditorium Pollini, grande concerto per l'Unità d'Italia alle ore 17:30. sì, questo concerto l'abbiamo condotto in questo modo, dato che musica strumentale così apertamente dedicata all'Università d'Italia non ce n'è moltissima, soprattutto musica vocale. Allora eseguiamo in una prima parte pezzi tipici delle 4 grandi scuole nazionali italiane, la scuola veneziana con Vivaldi, la scuola napoletana con Porpora, la scuola romana con Corelli Anche e la Verdi mi scuola diceva, no? toscana, e poi dopo no, poi dopo eseguiamo invece 3 autori tipici della storia dell'Unità Certo, d'Italia. In primo luogo immancabili. Verdi, il famoso acrostico Vittorio Emanuele Re d'Italia, con il suo quartetto, che è un'opera strumentale meravigliosa. L'ha scritta Verdi dicendo che il quartetto in Italia era una pianta fuori di clima, ma perché era, sì, in Italia si considerava che l'opera fosse la musica nazionale italiana in quel periodo, ignorando che la musica strumentale è nata, ha avuto i suoi grandi fasti in Italia. Ma qui siamo a livello davvero di storia della E poi musica. sempre il 17 aprile a Pollini eseguiremo Puccini, un pezzo di Puccini, un'elegia per Crisantemi, famosa anche questa, dedicata alla morte di Vittorio Amedeo di Savoia. E infine un'opera di Mercadante, Saverio Mercadante, grande operista napoletano, nato a Altamura a Bari, vicino a Bari. Di Mercadante eseguiremo un pezzo che si chiama addirittura Garibaldi, E allora, e più che ha appropriato di così non per potrebbe tema essere per formidabile l'unità. l'inno di Garibaldi, che all'epoca era l'inno dei cacciatori delle Alpi, poi è diventato inno di Garibaldi, ed è una fantasia dedicata, Straordinario. esplicitamente dedicata all'Italia. Bene, maestro, prima di proseguire con un altro appuntamento vorrei far sentire, perché è proprio il caso di sentire, una bellissima esecuzione che c'è stata l'anno scorso, vero? Avete fatto voi con Andrea Bocelli, Sì, giusto? Mi ha portato prima un CD, volevo deliziare sì, anche sì, i abbiamo nostri fatto il amici. concerto di Ecco, il Natale concerto di al Senato, Natale. nell'aula di Palazzo Madama, Ecco, allora me l'ha portato, volevo portando omaggiare anche anche. delle espressioni così di amicizia, di affetto, in un'aula dedicata spesso ai contrasti di opinioni, Bravo, un po' di quindi musica per stemperare gli animi, sì, vero? Eravate in Senato, con grande giusto? gioia del personale del Senato, Finalmente un po' di serenità, hanno detto i musica quali per le sì, nostre orecchie. collaboravano in un modo straordinario, con simpatia, amicizia, Ci credo, ci fosse trattavano così tutti i benissimo, giorni, hanno si detto, vero? divertivano molto più a spostare i leggii che a Che a raccogliere sì, brandelli di politici italiani, va ma più, bene. più che a maneggiare, appunto, a portare messaggi. Bigliettini di insulti, vabbè, insomma, Beh, chiudiamo la parentesi, gli chiudiamo la insulti non è parentesi. detto. Spesso vediamo delle immagini non molto edificanti, Vediamo anche purtroppo. degli applausi qualche Ogni volta, tanto va bene, dai, lei è ottimista, maestro, giustamente. Viviamo in musica. meglio. Allora, ci guardiamo Comunque questa noi per fortuna abbiamo esecuzione. visto solo gli applausi, quindi Ma a voi di sicuro i bigliettini negativi no, è solo applausi scroscianti perché siete dei grandissimi, grandissimi artisti. Allora ci vediamo un'esecuzione dei solisti veneti diretti dal grande maestro Scimone e con Andrea Bocelli, altra grandissima voce, grandissimo artista. Non vediamo le immagini, ci ascoltiamo la musica, quindi via con l'audio e lei rimane sempre qui con me ovviamente. Ci vediamo anche le immagini.
Eccoci sempre qui, amici, col grande maestro Claudio Scimone, direttore Sempre dei il solisti. grande. Grande, grande anche alto. Vabbè, Guarda. sì. No, a parte gli scherzi, se non è grande lei, non so chi sia grande. Comunque Insomma. abbiamo sentito anche questa musica stupenda, supportata anche dalle immagini, ecco, quindi mi ero sbagliata, c'erano immagini e anche musica del grande concerto di Natale, vero, a Palazzo Madama. Diceva maestro che Palazzo Madama ha un'ottima acustica, quindi Sì. se si potesse far Un'acustica politica meravigliosa come... perché ha la forma geometrica perfetta ed è costruito tutto in legno. Un'acustica meravigliosa avrebbe anche, se lo costruiranno finalmente, l'auditorium progettato per Padova dal famoso acustico giapponese Toyota, Ecco, la cui un nome costruzione è vero. purtroppo ancora in discussione, mentre Speriamo. proprio perché i tempi sono difficili oggi, una sede importante per la musica sarebbe molto importante sia per rincuorare tutti, perché la musica ha un forte potere positivo proprio nei momenti catastrofi. Si ricorda sempre che in Germania, non soltanto in Germania, anche in Russia, i momenti in cui c'è stato più ascolto per la musica sono stati gli ultimi anni di guerra. Eh sì, ricordiamo il potere terapeutico davvero della musica, Potere ci si risveglia anche terapeutico, dal coma a non volte. soltanto, ma poi in Italia, oltretutto l'Italia vive di turismo che è anche turismo culturale Per e vive fortuna. proprio della sua immagine propagandata attraverso la musica, quindi è indubbio che non curare la musica avrebbe comunque un riflesso economico molto negativo su tutto il Sarebbe una paese. negligenza culturale È culturale e drammatica. economica anche perché si tiene troppo poco conto del fatto che l'Italia vive di turismo e il turismo nasce proprio dal prestigio artistico del paese. Bravo, fa bene a ricordarlo, maestro. Ma a Padova, per esempio, manca una sede per un tempio della musica, diciamo, Sì, davvero per manca una l'acustica. struttura perché la sala esistente, cioè l'Auditorium Pollini, è l'unica sala che c'è veramente per la musica, tiene soltanto 500 persone e quando facciamo i nostri concerti la domenica mattina, per esempio, tante volte dobbiamo andare via 300-400. Però vuol dire che Non c'è davvero soltanto, sensibilità ma una bella musicale. c'è e soprattutto si crea adesso perché le giovani generazioni sono attente soprattutto all'educare la musica alle giovani generazioni in un periodo in cui l'integrazione è così importante, a seguire l'esempio meraviglioso che ha fatto il Venezuela, che ha tirato fuori i ragazzini dalle favelas e dai punti più neri del paese, Grazie alla dando in mano il musica. violino, facendo questo grande esperimento delle orchestre sinfoniche giovanili che radunano 500.000 di giovani musicisti, Ah, bene. che naturalmente non faranno tutti i musicisti, ma intanto costituisce per loro Un'opportunità. un'educazione e oltretutto un sistema di integrazione, come ha dimostrato Barenboim, facendo suonare insieme israeliani e palestinesi che avevano nelle loro famiglie dei morti per la guerra e che dopo un primo periodo di difficile vicinato sono diventati amicissimi. La È un musica mezzo. è uno strumento straordinario E per quindi a messaggi di Padova c'è pace. bisogno proprio del monumento alla musica nel centro della città che attiri Allora i cittadini. Purtroppo sui giornali si leggono delle lettere stupidissime di persone poco informate che predicono catastrofi idrauliche, mentre c'è proprio una commissione idraulica in questo momento che sta lavorando sul progetto e darà il suo verdetto, quindi è inutile che i dilettanti si mettano a profetizzare sciagure La sento anche che bello sembra, puntiglioso su che questo. sembra no, ma perché veramente Perché è giusto mettere i puntini l'altro sulle i. ieri ho letto sul giornale in cui c'è uno che si lamentava perché l'auditorium sotterraneo aveva fatto chissà che danni, mentre invece l'auditorium sotterraneo era un primo progetto che non è quello che si farà. Quindi bisogna Quindi, aggiornarsi, dice, quindi almeno giustamente. se vogliono polemizzare, Che si documentino, vero che, maestro? Ha ragione. che si polemizzino contro qualcosa di esistente. Quindi davvero invitiamo chi di dovere e speriamo che ci stia guardando No, a soprattutto insomma, io pensare invito a questo tutti auditorium a quelli Padova. che mi avvicinano continuamente e dicono che gente normalissima, tanto per dire molti taxisti, molte persone che avvicinano nel corso della mia vita, non musicisti, che mi dicono che l'auditorium in città ci vuole.
ci vuole anche proprio come Di rappresentanza, tempio della diciamo, musica e come immagine anche della e città. per dare la possibilità a tutti di ascoltarla e di praticarla, soprattutto ai bambini. Ora invito un po' di tutti questi che partecipano a scrivere anche loro qualche lettera al giornale, perché so chi legge i giornali ha l'impressione che arrivano 50 lettere all'anno firmate dalla stessa persona. Invece è sempre il solito mitomane, dice. Più che mitomane, uno che ha le sue opinioni, ma Sì, insomma, sì, per carità. insomma chi ama le cose belle, soprattutto i musicisti che aspettano che tutto gli caschi dal cielo, non si fa mai vivo. Io Ecco, trovo allora che invitiamo davvero gli amanti della musica a far sentire la loro anche a voce, a far scrivere sentire la loro lettere. voce, Dai. non solo gli amanti della musica, ma tutti quelli che non essendo frequentatori abituali della musica la frequenterebbero Volentieri, soprattutto i e lo giovani, maestro. dichiarano. Vedo che da oltre 40 anni con i Solisti Veneti svolgete un'importantissima azione per la diffusione della grande musica fra i giovani. Lei ci tiene tantissimo Anche a nelle questo, no? scuole. Nelle scuole fate Sì. proprio educazione musicale, diffusione della cultura musicale. Sì, facciamo sempre concerti nelle scuole, anche nelle scuole elementari, oltre che nelle scuole medie, con programmi fatti apposta, anche con un modo naturalmente di presentare approccio le cose simpatico per anche per forza i a ragazzi. seconda dei vari tipi di scuola, perché mentre ai licei si fa un discorso più culturale, dato che la musica fra l'altro non è insegnata, la storia della musica non è insegnata nella nostra scuola superiore, secondaria e superiore. Anche questa è una lacuna del sistema Nelle scuole scolastico. elementari facciamo una presentazione più divertente, Bene, sarei curiosa di vederne qualcuno. chiamandoli in causa direttamente, I bambini, che dirigendoli, carini. facendoli Deve sì. essere una cosa molto simpatica, Devo dire davvero. che è una bellissima esperienza perché ogni scuola in cui si va ha una popolazione totalmente diversa e le popolazioni più belle le troviamo nelle campagne. Troviamo dei bambini di scuola elementare che sono talmente educati, talmente carini, talmente bel divertenti e messaggio. partecipano con tanta attenzione che veramente Insomma, ci dà speranza, no? Anche per dà questa ottimismo anche generazione. sull'educazione delle nuove generazioni. Bene, questa è una bella Parlo proprio di testimonianza che ci dà. educazione in senso letterale, che è una cosa Ecco, maestro, importantissima. purtroppo il tempo è tiranno, io l'avrei tenuta un'altra ora, ma io già la ringrazio che si è ricavato questo spazio perché so che dopo ovviamente va già a lavorare subito alle 3, quindi ricordo, perché siamo in chiusura, del grande concerto di domani, vero, per l'8 marzo, Festa della Donna, al Pollini, Auditorium Pollini in via Cassan a Padova. A Alle che ore ora? 21. Alle ore 21, quindi mi raccomando, amici amanti della musica e non, chi si vuole Anche i non. avvicinare, anche non, perché Anzi, nella soprattutto, vita, bravo, soprattutto lo raccomandiamo ai non perché ai nuovi, garantisco che si divertiranno. Bene, allora davvero è una cosa particolare, inedita, perché si ascolteranno delle compositrici donne che hanno creato una musica vivace, vero, al femminile, diversa, un po' come impronta da quella dei compositori Sì. uomini. Allora, grande occasione per vedere sempre all'opera i Solisti Veneti, che ricordo sono stati pluripremiati, lo dico perché siamo in chiusura, il maestro è stato anche riconosciuto benemerito, vero, qui della Repubblica, Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica e la medaglia d'oro dei benemeriti della Scuola dell'Arte e della Cultura, finora l'unico artista ad aver ricevuto dalla Regione Veneto il Leone del Veneto decretato dal Consiglio regionale con votazione unanime. Poi lei è modesto e mi limita quando le faccio tutti i complimenti, però insomma sono scritti nero su bianco, io non mi sto inventando nulla. Allora la vedremo domani al Pollini e poi il 17 aprile sempre al Pollini. Grandissimo concerto per l'Unità d'Italia. Poi insomma se vuole che ricordi per rinfrescare la memoria il nostro amici. Veneto Festival si inaugurerà invece il 18 maggio agli Eremitani con la partecipazione del coro Legge Artis di San Pietroburgo e con 4 cantanti di grande livello. Faremo la messa dell'incoronazione di Mozart. Benissimo, quindi altro momento imperdibile, il 18 maggio Veneto Festival. Allora, di cose da dire ce ne sono tantissime, quando vuole io l'aspetto, vedrò di metterla negli orari giusti. Con grande giusti. gioia anche per il suo fascino che Grazie, invoglia a parlare con mi fa arrossire, con entusiasmo. Mi fa arrossire, maestro, la ringrazio, sono timida anche se faccio un po' di televisione nel mio piccolo. Allora, lasciamo i nostri amici con delle immagini sempre dedicate al grande maestro Scimone e Solisti Veneti. Amici, vi aspetto domani, sempre fra le 13 e le 14, nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Ci godiamo ancora immagini del maestro e mi raccomando, domani sempre qui nel salottino di Telechiara con altri ospiti, altri caffè da bere in compagnia. Ciao a tutti, grazie, a domani. Caffè.
Per un complesso, per un'orchestra come la vostra, forse era più utile abitare in una grande città. Invece voi state a Padova. Perché? Qual è il rapporto fra i solisti veneti e questa città? I solisti veneti non avrebbero potuto nascere che a Padova. E questo per due motivi diversi ma molto importanti. Uno, un motivo nostro affettivo, cioè un motivo dei primi fondatori. Il nostro affetto per Padova è proprio l'attaccamento ad un'atmosfera particolare, ad un clima spirituale e culturale in cui noi trovavamo la nostra ragione di essere. Questa è una città vecchia, un po' tradizionale, così civile, ma ha una caratteristica, che l'università la inonda continuamente di giovani. Vi è da un lato l'amore ad una tradizione che ne è la ragione di essere, dall'altra però la spregiudicatezza e la libertà critica di fronte alla tradizione medesima. Avete fatto Vivaldi in blue jeans. Sì, vabbè, un Vivaldi che cammina coi tempi come egli stesso voleva, dato il modo con cui scriveva le sue composizioni. Avete tutti davanti la parte del terzo tempo del concerto di 56 Mi minore, no? Nane, buongiorno. Dunque. Qui è sempre da ricordare che Tartini scriveva questi versi sulla sua musica per incitarvi a un'espressione cantabile, no? Quindi questo andrebbe molto bene, questo ritmo puntato, se fosse, non so, un finale di Albinoni o di un autore tedesco, ma essendo Tartini voi dovete cercare sul violino di cantare il più possibile. Lui diceva sempre, per ben suonare bisogna ben cantare. Se a me non vieni... Scusa, come fai l'arcate, Nani? Potete guardare... Beh, insomma, mostraglielo... Come fai l'inizio? Buon, pronti. Claudio Scimone, 39 anni, padovano. Dirige i Solisti Veneti tra gli affreschi del cinquecentesco oratorio di San Rocco. Il complesso, uno dei più celebri del mondo, ha portato la musica classica, e particolarmente quella del Settecento veneto, al consenso entusiasta dei giovani. Per merito dei Solisti Veneti, Vivaldi e Tartini diventano terribili concorrenti dei cantanti più di moda. Beh, tu stai cantando sul serio, no? L'idea di Tartini evidentemente è che si canti con lo strumento, anche se, vabbè, uno provando si può anche aiutare cantando con la voce. Allora siamo arrivati alla battuta 68. Tu, Nane, non preoccupare.
We get it almost every night when that